Sua Eccellenza il Vescovo, questa è la sua prima edizione e al suo fianco c'è proprio chi ha vinto l'anno scorso, poi c'è Alberto Corrieri che naturalmente è una persona importante a livello organizzativo della nostra città. Stiamo già iniziando, vedo le prove e quindi noi andiamo subito naturalmente a ringraziarla per la sua disponibilità e a ricordare che lei ha cominciato proprio con questi microfoni, Radio Ricerca Realtà R3 di Padova, la comunicazione è importantissima. Beh, era un grande gioco a quel tempo, però ero un adolescente che già amava questa modalità anche di porsi, ecco, poi io ho giocato, ecco, a fare il comunicatore, ma spero che sia servito anche questo per poi nella vita sono stato chiamato a Poco fa ha fatto un complimento e l'ha fatto anche a Alberto, a Marco, dicendo che il mondo dello sport non è importante solo per quello che si esprime in campo, si comunica. Beh, certo, sì, un luogo dove si possono esprimere tantissimi valori umani, relazionali e credo quindi che vada promosso in tutti i modi, ecco. È una vera e propria eccellenza, ecco, questa, quindi è bene riconoscere lo sport ma anche modo e modo di viverlo lo sport. Come si sta trovando nella nostra città? Bene, bene, è una città molto calda, molto accogliente, che sto imparando a conoscere e anche ad amare, ecco, questo sì. Lei Grazie. piano piano naturalmente sta provando a conoscere sempre di più questa città e questa sera è una tappa importante perché avremo l'eccellenza del 2022. Grazie. Grazie.